Cose serie. Chiamerei sul palco l'ispettore capo della polizia di Bolzano, stradale di Bolzano, Herbert Gasser. Per la promozione anche. Beh, insomma, non lo so, veda lei. Buon pomeriggio a tutti. Prima di partire con le mie slide voglio un attimino ringraziare anche il signor Canciani per avermi dato la possibilità di partecipare a questo evento, a questo importante incontro, devo dire anche perché tanti magari mi conoscono già e qui magari adesso mi presento un po' meglio. Tanti mi hanno promosso sul campo come ispettore capo adesso in questa maniera, altri come dottore. No, io sono semplicemente l'assistente capo Gasser Herbert e faccio parte della Polizia di Stato. Svolgo il mio servizio presso il compartimento Polizia Stradale per il Trentino, Alto Adige e Belluno e lì lavoro ormai da più di 20 anni in un settore che diciamo è molto vicino alla vostra attività, cioè il settore polizia giudiziaria. Questa è l'attività più o meno che svolgiamo tutti i giorni. Scusate magari la mia pronuncia, ma io sono di madrelingua tedesca e ogni tanto faccio un po' di difficoltà. Allora, questo è il lavoro nostro quotidiano, insomma, il recupero di beni rubati, appropriati indebitamente oppure truffati. Qui vedete alcune immagini, insomma, sono di norma autoveicoli, quelli che ci interessano, ma anche autobus, mezzi industriali, veicoli in movimento a terra, un po' di tutto. Tutto quello che circola bene o male sulle strade nostre. Ovviamente noi come settore polizia giudiziaria operiamo anche su strada, una grossa arteria che collega il sud, cioè l'Italia con i paesi del nord, proprio è l'A22 del Brennero, insomma passa un po' di tutto, per cui potete immaginare che giornalmente insomma, i vostri veicoli purtroppo in modo illecito varcano il nostro confine. Bisogna dire che la squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale si occupa in via prioritaria del furto, contraffazione di veicoli, poi anche il compito di contrastare il fenomeno del riciclaggio internazionale di veicoli. Questo è uno dei campi prioritari che la Polizia di Stato si è assunta insomma, nel quadro diciamo, europeo. Bisogna anche dire che il furto negli ultimi anni è calato drasticamente. Noi avevamo una punta di furti di autovetture nel 93 con quasi 360.000 autovetture rubate. Adesso nel 2012, questa è l'unica statistica insomma, ancora disponibile, siamo calati a 115.000 autovetture rubate. Ovviamente non è tutto merito nostro, purtroppo, della Polizia Stradale, ma un merito grosso arriva proprio dalle case costruttrici che in modo molto efficace insomma, si adeguano a questa cosa, a questo fenomeno insomma, e ovviamente anche in modo obbligatorio ovviamente installano dei sofisticati sistemi immobilizer, cioè di antifurto sulle autovetture. Quindi furto è calato, le organizzazioni criminali per guadagnarci ancora un qualcosina cosa fanno? Passano in un altro settore. Ovviamente quello più semplice è quello delle truffe, ma anche le appropriazioni indebite. Per cui il riciclaggio di veicoli, leasing, ma anche noleggio. È molto semplice ovviamente trasferire un veicolo noleggio o leasing all'estero e poi denunciare il furto in seguito.
E vi faccio vedere un attimino la semplicità dell'operazione, che è dovuta anche a dei sistemi, diciamo, purtroppo non adatti al nostro sistema. Qui in particolare parlo della direttiva CE del 99, la numero 37. Qui nella prossima slide vi dico soltanto, insomma, brevemente, insomma, per questa normativa cosa prevedeva. Insomma, ogni paese, per immatricolare un veicolo proveniente da un paese comunitario, ovviamente, deve ritirare per forza la carta circolazione parte 1 e parte 2, sempre se ovviamente il paese d'origine abbia entrambi i documenti. Purtroppo in Italia abbiamo soltanto una carta di circolazione. Fino a qualche anno fa la carta di circolazione riportava addirittura la scritta parte 1, però in Italia la parte 2 non esiste. Una cosa equivalente potrebbe essere il certificato di proprietà, però non fa parte, cioè non è parte integrante della carta di circolazione. Cosa comporta questa cosa qui? Purtroppo la normativa prevede, se il paese di origine non ha la seconda parte della carta di circolazione, allora basterebbe ritirare soltanto la parte 1, la carta di circolazione. Allora, faccio un esempio qui con la Germania, che ha introdotto alcuni anni dopo questa normativa, mi sembra nel 2005, a ottobre del 2005, questi documenti: carta circolazione parte 1, qui parte frontale e retro, e poi un altro documento che è, diciamo, all'epoca si chiamava Fahrzeugbrief, che sarebbe adesso la carta circolazione parte 2. Allora, come detto prima, insomma, la parte 2 della carta di circolazione è sempre parte integrante della carta di circolazione, e l'equivalente nostro italiano sarebbe proprio il certificato di proprietà. Per vendere in Germania un'autovettura basterebbe essere in possesso della carta circolazione parte 2. Non è necessario che sia riportato il nome, cioè che il venditore corrisponda all'intestatario della carta circolazione. Bisogna capire anche che chi in Germania è in possesso della parte 2 della carta di circolazione è proprietario. Faccio un brevissimo esempio: insomma, la Volkswagen Bank tedesca, proprietaria di un'autovettura, ha agli atti ovviamente la parte 2 della carta di circolazione, dove risulta riportato soltanto il nominativo del locatario. Ovviamente per la vendita del mezzo è necessario quel documento lì. Allora, ovviamente il problema più grosso sta nell'immatricolazione di questi veicoli italiani, che non sono ovviamente non hanno questa parte 2 della carta circolazione, e soprattutto il grosso problema sta per i veicoli noleggio e leasing. Io nel 2005 ho potuto presenziare a un meeting della motorizzazione tedesca a Berlino, e lì a un certo punto ho cominciato a parlare del certificato di proprietà italiano, e quando ho iniziato a parlare di questa cosa qui si sono aperti gli occhi a tanti, perché purtroppo tanti non conoscevano questo titolo, cioè questo titolo di proprietà. In seguito ovviamente hanno fatto delle circolari a livello nazionale, diciamo a livello interno, per ritirare al posto della carta circolazione parte 2 il certificato di proprietà, ma non è una cosa proprio, non è chiarita ancora, non è una cosa definitiva, per cui ci sono ancora tante motorizzazioni che ritirano soltanto la carta circolazione parte 1. Poi ovviamente abbiamo un grosso problema in Italia dei certificati di proprietà rubati in bianco.
Purtroppo il numero, come vedete qui sono notevoli, sono 750.000 documenti, cioè certificati di proprietà rubati in bianco negli ultimi, diciamo, 7-8 anni. Faccio solo un esempio, insomma, al Poligrafico Zecca dello Stato a Foggia hanno rubato nel 98 oltre 400.000 documenti e possiamo immaginare tutti, insomma, che ogni documento vuol dire una macchina o rubata oppure appropriata indebitamente. Ovviamente il problema grosso per la Germania sono proprio le autovetture, diciamo, appropriate indebitamente oppure truffate, perché il sistema di legislazione tedesca prevede, cioè dice proprio che in Germania è possibile diventare acquirenti in buona fede di cose truffate oppure appropriate indebitamente, ma non lo è per le cose rubate. Altro problema, ovviamente, specialmente per i veicoli leasing e noleggio. I veicoli al momento dell'immatricolazione in Germania non sono oggetto di ricerche in campo Schengen. Perché questo? Insomma, perché ovviamente il locatario interrompe, insomma, il pagamento dei suoi canoni, trasferisce il mezzo all'estero e poi, insomma, una volta che l'autovettura si trova già immatricolata all'estero, provvede alla denuncia di furto. Poi in seguito, ovviamente, accertamenti al posto cioè, decade il furto, perché ovviamente è simulazione di reato, e va a configurarsi un altro reato che è quello dell'appropriazione indebita. Noi ovviamente chiediamo a tutti quanti, magari qualcuno mi conosce già, insomma, che tante volte ho chiamato la società leasing per sollecitare di fare una querela. Qui vi chiedo di fare molto, cioè di lavorare in modo veloce, perché prima si riesce a recuperare, a sequestrare il bene, più possibilità si ha a recuperare il mezzo. Un altro aspetto molto interessante è anche la comunicazione. Insomma, quando la Germania provvede al sequestro di un'autovettura, allora è necessario che la polizia tedesca, attraverso un sistema che si chiama Sirene, segnali all'Italia ovviamente il recupero, diciamo, comunica il sequestro avvenuto e nel contempo chiede di informare l'avente diritto per la restituzione del bene. Ovviamente la Germania da ormai 2 anni impone un termine nel quale l'Italia dovrebbe rispondere alle domande chieste. Insomma, la prima richiesta è ovviamente se il proprietario è ancora interessato al recupero del mezzo. Se entro normalmente 3 o 4 settimane l'Italia non risponde, in automatico l'autorità giudiziaria tedesca dispone la restituzione del mezzo all'ultimo detentore. Quindi anche in questo caso qui fate le cose in tempi brevissimi. Nelle comunicazioni che vengono fatte ovviamente attraverso questo canale Sirene chiedono anche la richiesta di rogatoria giudiziaria per la restituzione di autovetture. Non è sempre necessario. Cioè qui il proprietario basta che si fa avanti, anche attraverso, diciamo, la polizia tedesca oppure l'autorità giudiziaria tedesca direttamente, per chiedere la restituzione dell'autovettura. Qui sull'immagine vedete una bellissima Ferrari 599 GTB. Questa è un'autovettura che siamo riusciti a bloccare ancora presso una concessionaria tedesca. I titolari erano 2 fratelli libanesi che diciamo, avevano trattato nel giro di 3-4 mesi la vendita di numerose autovetture noleggio e leasing di alta gamma.
Un paio di autovetture sono finite nel frattempo già a Dubai, però presso la concessionaria siamo riusciti ancora a bloccare questa autovettura che non era ancora oggetto di ricerche. Qui la società di leasing ovviamente era ancora addirittura fuori dai termini per la presentazione della querela e allora non sapevamo cosa fare. Ho preferito insomma ho chiesto alla società leasing di sporgere lo stesso querela per appropriazione indebita, tanto l'abbiamo girata in Germania e poi sarà l'autorità giudiziaria tedesca a decidere alla fine. E poi alla fine, insomma, a febbraio di quest'anno sono stato al processo proprio a Magonza e lì i 2 libanesi sono stati denunciati, anzi sono stati condannati a 3 e 2 anni e le autovetture sono state tutte restituite. Ovviamente, in particolare la Polizia Stradale di Bolzano, con la sua squadra di polizia giudiziaria, è integrata in diversi gruppi di lavoro europei e a questo punto, insomma, pervengono soprattutto al nostro settore diverse richieste da altri uffici di polizia, delle volte anche ai vari confini esteri extra Schengen. Tante volte ci chiedono di verificare la posizione giuridica di un'autovettura leasing che si trova al confine. Tante volte ovviamente i conducenti sono in possesso di una delega non firmata dalla società leasing ma direttamente dal locatario. Io mi auguro che tutte le società leasing ormai si sono adeguate a cedere l'autorizzazione soltanto direttamente. Noi ovviamente ci troviamo tante volte in difficoltà, specialmente verso il fine settimana, e in difficoltà perché non riusciamo a prendere contatti diretti con voi. Per cui, non so, adesso vi chiedo se è possibile magari attraverso anche Assilea o qualcun altro, insomma, farci pervenire in qualche maniera un elenco di responsabili che in tempi, diciamo, anche al di fuori dal normale orario d'ufficio ci può dare una mano in questo senso. Poi un altro consiglio mio, insomma, tanti magari presentano la querela direttamente in procura. Sì, ovviamente si può sempre fare, certamente, però io vi consiglio di presentare la querela direttamente a un ufficio di polizia. Solo in questo modo qui abbiamo la certezza che il veicolo venga anche inserito nelle ricerche in banca dati sia nazionale che Schengen. Ovviamente bisogna rafforzare un po' la collaborazione fra forze di polizia e società leasing. Questo mi sembra una cosa normale per contrastare al meglio questo fenomeno del riciclaggio. Un'altra cosa che ultimamente ci interessa molto, insomma, e prende piede, insomma, sono i veicoli fortemente incidentati. Allora, su internet troviamo spesso, insomma, sui portali mobile.de, Autoscout24, anche su eBay, le inserzioni di autovetture distrutte. Ovviamente i venditori, oltre, diciamo, a vendere questi rottami, vendono anche i documenti di circolazione e chiavi, la cosa più importante. A questo punto, insomma, siccome il sistema di immatricolazione in Italia non prevede la visita e prova in sede di immatricolazione, allora tanti veicoli vengono immatricolati soltanto sulla carta e ci troviamo di fronte a cosiddetti veicoli fantasma. Io vi chiedo qui quando ovviamente stipulate un contratto leasing,
di un'autovettura proveniente dall'estero, almeno di visionare il mezzo, cosa molto importante. Ok. Questo per me intanto è quasi tutto. Un'altra cosa che magari non ho messo ancora sulle slide, la Polizia Stradale di Bolzano ormai da circa 3 anni effettua localizzazione di autovetture del marchio BMW attraverso un sistema che si chiama Assist. Assist non è altro che una dotazione di serie, delle volte, di autovetture, una specie di sistema di assistenza. Non è nato per la localizzazione di autovetture, ma per dare un supporto all'utente che in caso di malore o di avaria della macchina possa prendere contatti con la sala operativa della casa costruttrice per gli opportuni interventi. Noi sfruttiamo questo congegno per la localizzazione di autovetture rubate, però per poter attivare le ricerche di questi mezzi abbiamo sempre bisogno di un'autorizzazione da parte del proprietario, che in caso di leasing ovviamente è la società leasing. Noi nel frattempo con alcune società abbiamo già preso accordi in modo che possiamo agire in modo molto veloce. Alcune società ci hanno dato una delega permanente per poter effettuare le ricerche opportune attraverso la casa costruttrice. Quindi anche a questo punto vi chiedo magari di darci un assenso a queste operazioni e magari in comune a farci pervenire una delega opportuna. Okay.